Oggi siamo a Malga Maraia, siamo all'interno di un workshop proprio sul tema dello sviluppo territoriale in montagna. Allora, l'evento di oggi si inserisce all'interno di un progetto biennale finanziato dalla Regione Veneto, la DGR 948, sulla responsabilità sociale d'impresa, e stiamo riflettendo proprio sui temi della comunità e della cooperazione di comunità in montagna. La buona pratica è quella di Malga Maraia. Malga, che è stata ristrutturata recentemente, una ristrutturazione molto importante fatta tramite la cooperativa agricola Auronzo Valdansiei. Viene svolta l'attività sia di silvocoltura che di conduzione al pascolo del bestiame. Nell'ambito della malga viene svolta anche l'attività agrituristica. Tutto quello che si mangia nella malga è genuino al 100%. Vengono impiegati tutti i prodotti che vengono coltivati nell'ambito aziendale in paese. Noi abbiamo presentato un progetto che porta una spesa fra gli 800 e i 900 mila euro. Abbiamo stabilito fin dall'inizio che l'investimento vero è nel creare posti di lavoro. Nel momento in cui noi riusciamo, come abbiamo fatto quest'anno, 17 persone impiegate, sono 17 famiglie che bene o male hanno un'entrata. È quello l'investimento che veramente serve al Paese. I soldi sono del Paese, erano lì fermi, era giusto investirli in qualcosa che resti nel futuro. In montagna abbiamo un'agricoltura di carattere più specialistico per prodotti di nicchia, che oltre a dare ai consumatori prodotti di alta qualità ha anche il vantaggio indiretto di tutelare i territori montani, di mantenere la biodiversità e di mantenere occupazione nelle aree di montagna. Oggi l'intraprendenza, la nuova intraprendenza per le aree montane è fondamentale che avvenga nella cooperazione fra le parti e che diventa attenzione imprenditoriale sulle risorse ambientali del territorio e sui bisogni delle persone, in un'ottica di tenuta di quel territorio. Imprenditori agricoli del territorio che con le proprie istituzioni si mettono insieme, cooperano e iniziano una storia nuova di recupero ambientale e sviluppo locale sulle risorse, su ciò che questo territorio ha, ma senz'altro con degli istinti di economia esterna davvero potenti e oggi indispensabili. Il creare strutture di questo tipo significa radicare le persone qui, a star qui, a vivere qua, e soprattutto coinvolgere i giovani, che è la cosa essenziale, io credo, per un futuro di un qualsiasi popolo. E in qualche misura ci riescono, ci sono riusciti. E stiamo facendo un percorso con le cooperative del territorio per capire prima di tutto quali sono i bisogni del territorio, per capire quali sono le esigenze, per capire anche i fenomeni legati alla montagna. E l'obiettivo nostro è di predisporre come cooperazione un piano e un progetto di sviluppo del territorio che parta dalla montagna e con l'obiettivo di risolvere parzialmente quei problemi di spopolamento, di occupazione giovanile e altri che ce ne sono in questo momento qua. Noi proviamo come associazione che rappresenta le cooperative di Treviso e Belluno a essere dei catalizzatori di opportunità. Creare queste opportunità per noi crea uno spazio di amplificazione, uno spazio di disseminazione che poi permette via via di sviluppare interessi e nuove opportunità magari per persone che vogliono provare in altri territori a creare esperienze simili.